Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio per la presenza e poi per gli interventi dei relatori e dei consiglieri regionali, colleghi della minoranza che verranno in seguito. Parliamo di un tema che ci è molto caro, diciamo che in generale non è un buon periodo questo, che i nostri anziani e persone con disabilità si trovano a dover affrontare. Uno dei tanti problemi riguarda l'aumento delle rette nelle case di riposo, che è arrivato a pesare per quasi 100 euro al mese, quindi aumenti molto consistenti. Dall'altra parte abbiamo anche il numero degli anziani che aumenta, anche dal punto di vista degli anziani non autosufficienti, con correlativo a latere problema dell'inverno demografico. Possiamo dire che l'aumento delle tariffe ricade interamente a carico delle famiglie che hanno queste persone da accudire e da sostenere, perché solo il 3,8% degli anziani si riesce a pagare la retta con la propria pensione o con le proprie risorse, quindi capite bene che è tutto a carico della famiglia che assiste il caro. In più, con gli aumenti di tutti i generi, partendo dalle bollette, dal caro bollette, ma anche dalla benzina, dagli alimenti, insomma tutto quello che attiene oggi la vita, non cose straordinarie come possono essere ad esempio viaggi, ferie, ma parliamo di questioni necessarie alla vita di tutti i giorni, tra cui anche c'è appunto il peso delle rette delle RSA che stanno aumentando verticosamente. Abbiamo una PDLR, quindi un progetto di legge regionale a prima firma Zaia, la numero 6 del 2020, ferma, non si sa per quale motivo non si voglia portarla in commissione, non si voglia discuterne, ma riguarda appunto la riforma delle IPAB. Siamo l'ultima regione dietro a Sicilia e Calabria a non averla ancora approvata. Si va verso una privatizzazione strisciante ormai nella sanità e la nostra paura è che si voglia fare lo stesso anche nel socio-assistenziale. La cosa che ho sottolineato e che è gravissima dal mio punto di vista è l'assenza di una rappresentanza per quanto riguarda ad esempio il controllo di quello che avviene all'interno delle case di riposo. Non voglio soffermarmi sui gravi episodi che hanno interessato anche alcune delle nostre case di riposo del Veneto, però credo sia necessario portare avanti quel progetto di legge a mia prima firma, sostenuto da altri consiglieri, che riguarda appunto la possibilità per il comitato dei familiari degli ospiti di entrare nella casa di riposo, verificare le condizioni che sussistono e se effettivamente questi questi anziani siano trattati nel modo giusto del termine. L'altra questione è una cosa che grida vendetta, perché si parla di un emendamento al Senato a prima firma senatrice della Lega Cantù e riguarda appunto una modifica, cioè il fatto che la parte socio-assistenziale per i malati di Alzheimer dovrebbe rientrare a carico della famiglia del malato di Alzheimer, quindi una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché riteniamo, e lo ha detto anche la Corte di Cassazione in una recente sentenza, che le spese per quanto riguarda i malati di Alzheimer devono essere a carico del sistema sanitario nazionale. È una misura che abbiamo definito meschina e cinica, che andrà a ripercuotersi ancora una volta sulle stesse famiglie già provate, già in difficoltà. Ultima cosa, partiamo anche da esempi concreti più positivi del nostro, perché molto spesso ci vantiamo di avere sanità di eccellenza, servizi pubblici efficienti. In realtà, se ci guardiamo un po' attorno, basta andare a pochi chilometri da noi, in Emilia-Romagna la regione copre il 50% dei costi delle rette e quindi copre interamente l'aumento che c'è stato delle rette nelle case di riposo e concede anche dei contributi straordinari pari ad esempio a 100 euro al mese nelle fasce ISEE più basse. Quindi cose che noi possiamo emulare, lo diciamo da tantissimi anni, con l'addizionale ISEE potremmo andare a dare un sostegno
a quelle fasce più deboli della popolazione, più fragili, andando a toccare solamente una parte ristretta, piccolissima, dei redditi più alti che ci sono in questa regione. Ora, dato che il tempo stringe, lascerei da subito la parola a Tommaso Tedesca come rappresentante provinciale del Codacons e lo invito a venire qui. Grazie Erika Baldin dell'ospitalità, perché questa è un'occasione rara ed è la prima volta che presentiamo anche un progetto in cui, come dicevi tu, possano essere coinvolti in prima persona i diretti interessati, perché finora era la categoria più esclusa dalle trattative, dalle considerazioni che ha anticipato la consigliera. Grazie anche a tutti i consiglieri che ci hanno ricevuto in questo periodo, perché è stato un appuntamento programmato, quello di oggi, che è maturato proprio dall'ascolto che abbiamo ricevuto e poi vedendo che pian piano tutti si stanno muovendo nella direzione che i rappresentanti dei familiari e degli ospiti auspicavano. Quindi abbiamo visto uscire mozioni contro questo emendamento che ha citato Erika Baldin, abbiamo visto gli sindacati che si stanno schierando sulla materia che abbiamo fatto fatica noi a scoprire. Ora mi presento naturalmente, quando dico noi, Tommaso Tedesca, sono responsabile dell'area anziani del Codacons. Ma ci tengo a dire che la maggior parte anche degli interventi di oggi e dei presenti che arrivano anche da fuori provincia, perché riguarda tutto il Veneto, siamo direttamente coinvolti come familiari. Abbiamo vissuto l'esperienza o la stiamo vivendo di accompagnare i nostri anziani e ci siamo accorti di essere anche da soli in questo muro invalicabile, a volte di gomma, perché veniamo accolti, veniamo incoraggiati, ci danno tutti ragione, ma quando è l'ora di applicare, vediamo adesso di cosa si tratta, la riforma di IPAP, ecco, quando si tratta di applicare le cose promesse, anche semplicemente di un incontro, per quello io sfrutto quello di oggi per lanciare questo appello che riguarda tutti i consiglieri, ma questo è un tema trasversale, che noi non accettiamo colori o contrapposizioni politiche, desideriamo che tutti partecipino, anche chi ha il fardello più grosso, che sarebbe i titolari di dicasteri e anche fino a quelli ministeriali, perché qua la posta in gioco è molto alta. Si tratta anche di un aspetto economico grosso, ma il più importante è quello umano, perché sta succedendo di tutto in conseguenza di questa trascuratezza, di questo aver rimandato l'attenzione su un tema invece così importante. Quindi il Codacons, che oggi rappresento, col quale abbiamo ottenuto questa udienza, ci ha accolti, perché è un coordinamento delle associazioni, non vuole essere un protagonista, ma un'associazione che si è sempre spesa per i diritti dei cittadini, che si è messa a disposizione per accogliere le istanze nostre, ripeto, di diretti interessati e di tutte le associazioni che già lavorano, che già si occupano di queste tematiche. Per cui abbiamo trovato una grande adesione, ogni giorno decine di telefonate o di mail, per cui abbiamo istituito, questo è un messaggio importante che volevo darvi, un sportello d'ascolto, un numero di telefono, ho consegnato ai consiglieri e anche ai giornalisti, e un osservatorio permanente, perché ci siamo accorti che dobbiamo mettere insieme le forze, perché intanto l'anziano dura poco, lo dico col sorriso, ma nel senso che è uno dei più importanti appuntamenti che abbiamo tutti nella vita. Si affacciano al traguardo, che è un momento molto delicato, anche doloroso per certi aspetti, ma può essere anche un'occasione straordinaria di commiato da questa vita, non in situazione di estrema prostrazione o penosi per certi aspetti, ma accompagnati da chi ne ha titolo e la presenza, che è sottolineato bene, dei familiari, cioè l'assidua presenza e la partecipazione alle decisioni che riguardano
i loro ultimi anni di vita. Ecco, tutto questo richiede un rovesciamento di valori e di attenzioni. Una civiltà si riconosce da come tratta la sua fascia più debole, che sono i bambini, gli ammalati, gli anziani, qualsiasi tipo di difficoltà. Ecco, noi siamo qui per metterci a disposizione e per dare voce, è una classica espressione a chi non ha voce, ma aggiungo che quel flebile po' di voce che hanno gli anziani, perché c'è anche chi, per noi è un riferimento prezioso, chi all'interno delle strutture è ancora in grado di comunicare, di testimoniare, di chiedere aiuto, purché non sia inibito, perché questa è una problematica anche molto importante, perché c'è una situazione di sudditanza, di imbarazzo, di dipendenza che mette in difficoltà chiunque voglia manifestare un dubbio, una richiesta, una perplessità. Allora anticipo solo che oggi ci aspettiamo questa partecipazione al lavoro che stiamo facendo. I relatori metteranno in evidenza alcuni aspetti, ma noi ci diamo un appuntamento, perché la prossima conferenza stampa vorremmo farla all'interno di una struttura, proprio per portare la vita in questi ambienti dove noi non solo stiamo a vigilare che non succeda il peggio, che purtroppo è già in corso, ma anche stiamo portando contributi, sia come associazione Codacons, ma favorendo anche tutte le iniziative spontanee dei familiari, delle associazioni di volontariato, per portare un po' di vita, delle attività, perché la cura dell'anziano non è solo alzarlo, metterlo a letto, cambiargli i vestiti, ma è anche dargli un motivo di vita e un accompagnamento che possa sostenerlo anche nelle sue difficoltà. Grazie Tommaso Todesca. Io chiamerei anche i prossimi relatori, perché vedo Donatella Oliosi dell'associazione Diana, se vuole venire qui per altri 5 minuti. Sì, volevo solo 5 secondi però. Bene, hai scambiato loro. Perché abbiamo 32 minuti totali, mi visualizzano il timer. A Oliana Oliosi e anche l'avvocato Tezza, ma casomai abbiamo messo un'altra scaletta, il signor Luigi Zanon, proprio per dire siamo familiari, e illustrerà Luigi Zanon la necessità di coordinare i comitati di tutte le strutture. Se puoi farlo dopo, allora. Do la parola alla presidente dell'associazione dei diritti degli non autosufficienti, Diana, l'associazione Diana, proprio che ci anticiperà il problema che si sta creando sull'emendamento, questo attentato ai diritti degli ultimi, diciamo così, che vorrebbe togliere delle risorse molto importanti. Grazie. Grazie. Buongiorno. Faccio solo una precisazione. La non autosufficienza è un problema di salute, è un problema che riguarda non solo gli anziani, può riguardare chiunque di noi a qualsiasi età, perché la non autosufficienza è l'incapacità di poter svolgere le attività della vita quotidiana a causa magari di una malattia cronica, di una malattia degenerativa, ma anche a causa di un incidente. Ecco, quindi quando noi parliamo di persone non autosufficienti, che siano anziane o con disabilità, parliamo di un problema di salute. Detto questo, il 14 marzo del 2025 la 10ª Commissione del Senato ha approvato il decreto legislativo 1241. In questo testo, che in parte vede riproposti quelli che sono le disposizioni della normativa vigente in quanto è materia dei LEA, quindi delle materia sociosanitaria, in particolare facciamo riferimento all'articolo 30 del DPCM del 12 gennaio 2017 che ha aggiornato appunto i livelli essenziali di assistenza. La modifica all'articolo 13 bis di questo decreto purtroppo non risponde a quelle che sono le situazioni che presentano una prevalenza e una preponderanza di esigenze sanitarie e sociosanitarie connesse con quelle che sono le prestazioni assistenziali.
Il testo attuale prevede che la copertura delle spese sanitarie competa delle spese competa per il 50% al Servizio Sanitario Nazionale. Una copertura che può essere elevata anche al 70% dei costi, quando questa è certificata da una commissione multidimensionale. La proposta della senatrice Cantù modifica il testo dalla norma attuale, che dice, e qui vado a leggerlo: sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Questo è quello che dice la norma attualmente. Con la modifica proposta dalla senatrice Cantù arriviamo invece a quest'altra formula, e vi prego di fare attenzione alle parole. Sono a carico del Fondo del Servizio Nazionale, del Fondo Sanitario del Servizio Nazionale, esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario, anche se connesse con quelle socio-assistenziali. Cosa significa questo? Quali sono le ripercussioni di una modifica di questo genere? Beh, sicuramente, come diceva prima anche Tommaso Todesca, si tratta di una gravissima sottrazione di diritti del malato, il diritto alla cura, perché limita quelle che sono le prestazioni e la copertura soprattutto dei costi alle sole attività di rilievo sanitario. Quindi significa che quello che dice la 833 del 78, quello che dice l'articolo 32 della Costituzione italiana, qui viene completamente rinnegato. Inoltre esclude di fatto dalla piena copertura sanitaria tutti i costi di ricovero di quei malati non autosufficienti, malati cronici, che hanno necessità di interventi sanitari nettamente preponderanti su quelli che sono invece le prestazioni di tipo sociosanitario. Questa parcellizzazione, questa distinzione tra interventi di tipo sanitario ed interventi di tipo non sanitario o sociosanitario prelude a quella che è l'imputazione di tutti i costi che non riguardano appunto interventi di tipo strettamente sanitario al malato. In caso di approvazione di questa modifica dobbiamo immaginare, e secondo me non siamo molto lontani dalla realtà, che tutto questo venga poi allargato anche a quelli che sono i ricoveri ospedalieri o i ricoveri in strutture di riabilitazione o in reparti di lungodegenza. Sicuramente una critica che va fatta a questo emendamento è che la modifica non risponde alle reali esigenze di cura di tutte le persone che richiedono cure di lungo termine, che sono malate, sono non autosufficienti perché malate, sono malate. E ovviamente queste persone presentano delle esigenze molto rilevanti di tipo sanitario e sociosanitario, connesse con quelle assistenziali, ma senza le cure assistenziali queste persone non vivrebbero, non potrebbero vivere. Quindi non sono così scindibili da quella che è l'assistenza sanitaria. Questa modifica provocherà anche molto facilmente, con l'esclusione della copertura al 100% dei costi nell'RSA, a un maggior ricorso ai ricoveri ospedalieri o in strutture private di riabilitazione o in reparti di lungodegenza. Bisogna anche dire che gli enti gestori delle strutture residenziali hanno strumentalizzato questo discorso della copertura al 100% dei costi in RSA, e questo lo conferma il fatto che non è vero che tutti i ricoveri in RSA hanno diritto al 100% di copertura sanitaria. Non è vero.
Non è vero che la discriminante per avere la copertura al 100% sanitaria è la malattia di Alzheimer, perché questi casi vengono valutati singolarmente da delle commissioni che certificano la prevalenza sanitaria delle prestazioni e quindi la gravità clinica del malato. È vero invece che il riconoscimento del 100% appunto della spesa a carico del servizio sanitario avviene dopo la certificazione della gravità. Ed è vero che si tratta di ricoveri che in realtà non dovrebbero mai approdare nelle strutture sociosanitarie, ma dovrebbero andare in strutture dove la copertura sanitaria è al 100% per la gravità delle loro situazioni. E questo se non fossero stati ridotti all'osso i posti di lungodegenza, se non fossero stati chiusi molti reparti di medicina ospedaliera. Concludo. Il Parlamento in questi giorni sta dibattendo sul finanziamento del suicidio assistito con il fondo del servizio sanitario. Ora, secondo noi, deve fare una scelta. Deve affrontare la questione del finanziamento delle cure per quelli che sono malati, cronici, inguaribili sicuramente, ma pur sempre curabili. La popolazione anziana, come si ricordava anche prima, ad oggi ammonta a circa 2 milioni di persone ed è destinata sicuramente ad aumentare, non c'è dubbio su questo. Il Parlamento è quindi, secondo noi, a una svolta importante, perché deve decidere o promuove l'eutanasia oppure riorganizza il finanziamento delle cure di lungo termine, non solo nell'RSA, ma anche per quella che è l'assistenza domiciliare, molto importante. E a questo proposito la Corte Costituzionale è stata molto chiara in molte delle sue sentenze, basta ricordare per esempio la 62 o la 157 del 2020, e ha stabilito che per quanto riguarda le risorse da trovare per le prestazioni LEA, le prestazioni LEA di cui stiamo parlando sono il nucleo irriducibile del diritto alla salute. Quindi queste vanno finanziate a prescindere da qualsiasi disponibilità, anche riducendo quelle che sono le spese non necessarie nel bilancio dello Stato. Al recupero delle risorse, a questo proposito, necessarie appunto per contribuire a quella che è l'attuazione di una riforma fiscale, noi stavamo pensando che proprio l'attuazione di una riforma fiscale che sia equa, che abbia una tassazione equa e soprattutto progressiva e distribuisca in modo proporzionale la ricchezza, potrebbe essere un'ottima soluzione, un ottimo espediente per recuperare quelle che sono le risorse finanziarie per la riforma appunto delle cure di lungo termine. Grazie. Grazie. Credo che appunto vadano garantite le risorse per chi è più in una situazione di fragilità e se si vuole, insomma, una volontà politica, le risorse si trovano, magari anche rappresentando un po' tutte le situazioni in ballo senza decidere di sacrificare alcuni. Ora chiamerei Maria Luisa Tezza, se è presente, avvocato, rappresentante del Codacons. Grazie per l'invito. Quanto tempo ho a disposizione? Pochissimo, vero? 5 minuti. Perfetto. Perché mi avevano detto mezz'ora, per cui vabbè. Allora, qualche concetto importante, perché mi occupo di questa materia ormai da oltre 20 anni ed è una materia tra l'altro di sempre maggiore importanza, basta pensare al caso Gilardi
che ha visto l'Italia, come sapete, quindi oggetto di procedura di infrazione a livello europeo, e questo dimostra l'attenzione che a livello di diritti umani hanno gli anziani, sia sugli anziani, e purtroppo la scarsa attenzione che c'è a livello politico. E in tutti questi anni vi dico che noto scarsa conoscenza di una materia estremamente complessa, perché come è emerso abbiamo entrambi gli ambiti, l'ambito sociale e l'ambito sanitario, che sono strettamente collegati, e quando prevale l'uno, quando prevale l'altro, quando si applica l'uno e quando si applica l'altro non è molto semplice. Però una cosa importante, secondo me, che non è ancora passata ed è fondamentale, perché è proprio attraverso la consapevolezza dei propri diritti che si riesce poi quindi a capire qual è il percorso, quindi per ottenere la tutela, è capire che anche al di fuori di quelli che sono i casi 100% sanitario, che ben si è detto prima, Alzheimer non vuol dire 100% sanitario, perché ogni caso a sé. Addirittura, tra l'altro, qui ci sarebbe da aprire un bel capitolo sul fatto che il Veneto, voi sapete, quindi ha cambiato le quote sanitarie nella RSA, un'unica quota a 52 euro. Questo ha comportato il fatto che oggi per entrare in RSA bisogna arrivare a un punteggio di circa 90. Con un punteggio di circa 90 praticamente vuol dire non poterci entrare e essere moribondi. E questo sicuramente quindi ha comportato una negazione molto grave per tantissime persone. Io ho tantissimi clienti che purtroppo, quindi non potendo quindi gestire un familiare a casa, sono costretti ad accedere al libero mercato. Nel momento in cui si riesce comunque ad acquisire quella che è una quota, quindi sanitaria, un'impegnativa residenzialità di 52 euro, perché siamo nell'ambito della non autosufficienza, si pone poi quindi il problema intanto del rispetto delle percentuali, e anche qui c'è la possibilità di far capire ai familiari, ma anche all'RSA, che se l'EA, i livelli essenziali di assistenza, l'articolo 30 del DPCM del 2017, dicono 50 e 50, è chiaro che sul totale, ci sono sentenze a riguardo che lo dicono, deve essere 50 sanitario e 50 sociale. Quindi se il costo socio-alberghiero aumenta, parallelamente quindi dovrebbe comunque aumentare anche quella che è la quota sanitaria, e sicuramente un utente in questo senso lo può pretendere. Ma su quello che è l'altro costo, quindi il 50% socio-assistenziale, c'è una cosa quindi che non è assolutamente chiara, poco conosciuta. La norma è chiarissima. Dice che la competenza per quanto riguarda, e anche il finanziamento per quanto riguarda la parte socio-alberghiera, dei comuni. Cioè sono i comuni che sono chiamati quindi a pagare, ad intervenire. Tanto è vero che è il comune che è chiamato a verificare la valenza sanitaria o meno delle prestazioni che vengono rese all'interno della RSA. Nel momento in cui l'utente capisce quindi che è il comune, quindi che è obbligato a pagare, e tra l'altro la Regione Veneto sotto questo profilo quindi c'è una norma che ricalca in maniera identica l'articolo 6,4 della 328, che è la legge regionale, quindi 596, l'articolo 13 bis. Nel momento in cui si capisce questo, l'utente, ma anche la struttura, tra l'altro quindi l'RSA, nel momento in cui una persona entra in struttura, comunica sempre al comune di competenza: guarda che ai sensi dell'articolo 6,4 è entrato l'utente. A quel punto lì, se l'obbligo è a carico del comune, capite bene che già intanto quindi psicologicamente il familiare quindi si pone in una condizione diversa. Poi qui ci sarebbe da aprire il capitolo quindi dei contratti di ricovero, ci sarebbe da aprire un capitolo su tutto quello che i comuni fanno firmare, ci entrerò a flash perché secondo me è importante. E quindi su quella che è, diciamo così, il costo a carico quindi del comune, l'utente compartecipa, perché questo dice la normativa, sulla base dell'ISA. Quindi la normativa è chiara, a livello nazionale è chiarissima. Non è così chiara però per tante realtà a livello veneto. Io vi dico tante delle sentenze che ormai quindi da 10 anni a questa parte abbiamo ottenuto: annullamento del regolamento del Comune di Venezia 2 volte, il Comune di Padova addirittura per l'avere quindi la compartecipazione, per la definizione della compartecipazione c'è un bellissimo modulo dove una persona anziana deve firmare e dire quindi che tutti i beni immobili deve andare a valorizzarli, a venderli o a metterli in affitto. Ha dei moduli ad esempio dove dice quindi tutti i miei beni presenti e futuri, anche quando io non ci sarò più, quindi gli eredi, quindi quelle cose che andranno a ereditare, devono in realtà quindi darli al comune, perché il comune anticipa, quando in realtà la normativa dice una cosa diversa, il comune anticipa. E andiamo avanti. Il comune di Verona, USA, Otto Berica, annullati tutti quanti i regolamenti, Treviso, linee guida annullate, ma anche perché il Veneto, tra l'altro sotto questo profilo, all'epoca era lungimirante, perché la legge regionale 1 del 2004 riconosce pacificamente quindi l'ISE. Il Consiglio di Stato l'ha detto in tantissime sentenze, l'ultimissima, quindi andate a vedere, la 778 del 2025, che riguarda quindi la zona quindi di Treviso, ha riconosciuto soprattutto nel Veneto che gli enti locali non hanno nessuna autonomia regolamentare. Quindi i regolamenti degli enti locali che vanno quindi a porre dei criteri che vanno a ridurre quello che è quindi i limiti dell'ISE sono palesemente quindi illegittimi, nulli.
Ovviamente i familiari devono capirle bene queste cose, devono farle valere, perché se non le fanno valere dall'altra parte, nel momento in cui poi tu vai a chiedere tramite i servizi sociali l'inserimento in una struttura, a me è successo per dire 2 anni fa, a una persona con gravissima disabilità mentale hanno fatto firmare il modulo dove questa persona si impegnava a pagare interamente la retta. Io vedo anche questo nel mio lavoro, per cui bisogna fare tantissima informazione, la normativa c'è, è chiara. L'emendamento Cantù in realtà quindi è miope, primo perché abbiamo una riforma quindi sulla non autosufficienza, la 33 del 2023 con un decreto legislativo 29 che voi sapete, quindi recentissimo, e cioè il fatto che una persona quindi, che fa politica non guardi quindi a una visione complessiva di quello che è un percorso che il nostro governo ha messo in atto, a mio avviso quindi ci fa capire come in realtà quella riforma, quell'emendamento va a guardare all'ombelico e non quello che è effettivamente l'esigenza quindi dei nostri anziani, ma l'esigenza che comunque anche a livello politico si è colto e comunque non risolve i problemi, nel senso che anzi io da avvocato paradossalmente, scusate, sono contenta perché quell'emendamento andrà a creare ulteriore contenzioso, perché in realtà non è l'articolo 30 quello che mi va a definire quello che è centro sanitario, ma è il decreto legislativo 502 del 92, è il DPCM del 2001, il DPCM del 2017, è tutta un'altra normativa che non viene minimamente considerata. Quindi si andrà a creare un pasticcio su una normativa che in realtà è chiara, ma non è conosciuta, non viene applicata per questo e francamente quindi non si risolve il problema. Io spero che le associazioni, abbiamo visto che anche le associazioni con disabilità stanno muovendo, davvero faccia sentire la loro voce, perché anche lì poi apriamo un altro capitolo diverso che riguarda quindi la disabilità, però insomma anche lì ne subiranno le conseguenze, perché anche lì purtroppo quindi ci sono tantissimi casi di 100% sanitario che però vanno studiati caso per caso. Tutto nasce, a mio avviso, e qui chiudo, dal clamore mediatico nato dalla lettura quindi di qualche sentenza che in realtà quindi per chi bene quindi conosce la materia vede che ogni caso è a sé, per cui una persona quindi che ha un Alzheimer al primo livello non automaticamente non deve pagare nulla. Una persona non autosufficiente non è che solo perché non è autosufficiente non deve pagare assolutamente nulla, assolutamente no, occorre capire un attimo qual è l'esigenza di cura, di salute che quella persona ha e ogni caso quindi a sé è come un vestito fatto da un sarto, va studiato, verificato e attenzione, questo è importante perché sennò si crea l'illusione, come a me è successo l'anno scorso, quindi ho partecipato alla trasmissione, quindi tutti quanti conoscete, quindi Giordano, l'Adio di Salute, dove mi stanno chiamando persone da tutta Italia, mia moglie, mio marito, mio fratello non autosufficiente, non devo pagare assolutamente nulla. No, guarda, non funziona così, non è che se una persona in RSA automaticamente non paga nulla, deve avere certe caratteristiche, certi requisiti e in molti casi tra l'altro quindi è meglio valutare l'aspetto dell'ISE, anche perché ricordiamoci che qua chiudo, se una persona non deve pagare nulla, l'accompagnatore non ha diritto ad averla. Per cui l'INPS chiede la restituzione di tutta l'accompagnatore che nel frattempo è stata versata. Quindi bisogna stare molto attenti a qual è il percorso migliore. Quindi, questo per dire, è una materia estremamente complessa che sicuramente attraverso quindi, un emendamento, e spero che anche la Regione Veneto, al di là delle forze politiche, abbia la forza quindi, di dire qualcosa, che francamente non risolve assolutamente quella che è una problematica che è destinata a aumentare sempre di più. Grazie Avvocato. Sicuramente è un tema che stiamo attenzionando a livello diciamo di parlamentari di tutto il mondo dell'opposizione, quindi su questo si farà sicuramente battaglia e la nostra intenzione oggi è anche quella di farlo conoscere e di appunto evidenziare quelli che sono i dettami di questo emendamento che non deve assolutamente passare. Ora chiamerei per il penultimo intervento Salvatore Liarda del Movimento per la Sanità Pubblica Veneziana, a seguito un altro intervento diciamo delle associazioni e poi anche i colleghi consiglieri regionali. Grazie Erika e grazie anche ai consiglieri presenti in sala, perché credo che questo sia un elemento fondamentale per le battaglie che purtroppo stanno aumentando a fronte di disegni di legge capestro. Noi abbiamo l'impressione, sia in Parlamento, ma forse anche qui in Veneto, in Consiglio regionale, che essere malati è una questione di colpa. E questa colpa la si affronta con il principio della custodia del corpo, della mente
e non attraverso la cura, grazie alla gloriosa 833 in via di smantellamento. Lo vediamo con i nostri anziani non autosufficienti, lo vediamo con i disabili, lo vediamo anche con i cosiddetti malati psichiatrici. In Parlamento sta passando, purtroppo ai noi, il ritorno ai manicomi. Sta passando, come giustamente evidenziava chi mi ha preceduto, che bisogna pagare la quota alberghiera. Parlavo con l'Anna Maria, poi l'avvocato mi ha dato rinforzo che oggi, anzi domani, ricoverarsi per malattia in ospedale significa pagare anche la quota alberghiera. Per questo motivo io penso che la conferenza stampa di oggi, la manifestazione di sabato prossimo sulla salute mentale siano opportunità che noi dovremmo affrontare, perché è il tema di oggi. Ripeto, gli ultimi considerati come vuoti a perdere. Il prezioso lavoro di questi mesi fatto dalle associazioni con ricerche, letture delle varie DGR ha dato il seguente esito. Siamo in presenza di una cecità di elaborazione progettuale per adeguate politiche socio-sanitarie per gli anziani non autosufficienti, ma anche per altro. Basti pensare che siamo in assenza di un piano regionale socio-sanitario scaduto il 31 dicembre del 2003 e questa regione fatica non con un progetto di media scadenza, ma sul giorno per giorno. E quindi giustamente si sta creando una situazione esplosiva proprio dovuta alla crisi demografica. Vi cito dei numeri. In Veneto si stima un fabbisogno di posti letto in RSA per anziani non autosufficienti pari a più di 50.000 unità. Oggi i posti letto nelle 382 strutture pubbliche e private ammontano a 34.218, quindi ne mancano 17.000. Sono 17.000 persone che sono in graduatoria, che sono risultate idonee alla varata dalla commissione multidimensionale e che purtroppo restano fuori proprio perché mancano i posti letto, non solo perché mancano i posti letto, ma perché povero è il numero delle impegnative di residenzialità. E anche sulla trasparenza tra le USL e la Regione i dati sono assolutamente difformi, per cui ci manca anche l'elemento per capire le dinamiche. Quindi l'alternativa qual è? Saltare la lista di attesa e pagare l'intero ricovero, quindi quota sanitaria più quota alberghiera. E quindi, come si diceva, siccome la graduatoria è ampia, i tempi di attesa sono lunghi, il fortunato che entra con l'impegnativa di residenzialità ha già un piede nella fossa. Quindi, per chiudere, noi sosteniamo che tutti coloro che sono in graduatoria devono essere provvisti della impegnativa di residenzialità. Oltre al danno, anche la beffa. Ci riferiamo all'aumento delle rette, che non è vero che è di 1,5 euro. Noi abbiamo casi
soprattutto nelle strutture private, in una camera 3 posti letto, che l'aumento è stato di 5 euro. Significa 150 euro in più al mese. Noi sosteniamo che la quota alberghiera, come si diceva prima, però deve essere un principio fondamentale, cardine, che la quota alberghiera non può superare assolutamente la quota sanitaria. Grazie. Grazie mille Salvatore. Ora per l'ultimo intervento chiamo Luigi Zanon, che è presidente di una RSA di Vicenza, per concludere poi con i colleghi con i quali appunto condividiamo tutto quello che è stato detto. Buongiorno a tutti, ecco, questa non è la prima volta che siamo in questo palazzo, anche grazie alla consigliera Baldin, quindi penso che più o meno il nostro pensiero sia conosciuto. Abbiamo sempre ribadito l'importanza dei comitati familiari come organo di democrazia partecipativa all'interno delle RSA, a cui si deve attribuire non solo un potere consultivo, ma anche un potere decisionale. Ecco perché chiediamo anche di entrare nei consigli di amministrazione degli enti gestori, per avere anche un potere di voto nelle decisioni che prendono. Noi non abbiamo una forma giuridica, quindi dobbiamo ulteriormente appellarci alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione delle ULSS di pertinenza per far sì che siano formalizzati i comitati nelle RSA, come richiede il regolamento regionale del 2001, e che loro stessi, le ULSS, devono verificare, attestare e convocare soprattutto per condividere i percorsi, anche perché penso che le ULSS abbiano un grande bisogno della nostra conoscenza, delle nostre esperienze, se vogliono crescere, se no continuiamo a ricadere negli stessi problemi. Chiediamo anche un tavolo che ci veda noi familiari, attori, assieme alla politica sensibile a queste tematiche. In questo tavolo vorrei i sindacati, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti stessi degli enti gestori, tutto questo per evitare una frammentazione nel percorso comune che dovremmo fare per migliorare il sistema RSA. Ecco, noi familiari e noi comitati ci stiamo organizzando anche con l'aiuto del Codacons e ci stiamo strutturando per formare una rete di comitati dei familiari. Io lo chiamo il comitato dei comitati, molto banalmente. Ecco, chiudo rivolgendomi un po' anche e soprattutto ai familiari stessi, a cui chiedo un grande sforzo, cioè quello di esigere quello che è dovuto nella qualità dei servizi e nella equità economica, sapendo i problemi che hanno i familiari nel superare certe paure all'interno delle strutture. Dobbiamo chiedere regole che siano comuni e rispettate, perché non si proceda in ordine sparso. Abbiamo già un documento all'interno dell'RSA, che è la cosiddetta carta di servizi. Facciamola rispettare, partiamo da lì e da qui la costruiamo quello che ancora non c'è. Perché, di questo ne sono pienamente convinto, quello che manca va a ricadere sui nostri anziani. Grazie Luigi Zanon per la testimonianza. Ora, da ultimo abbiamo la presenza di Anna Maria Bigon, Elena Ostanel, Andrea Zanoni e Renzo Masolo, che chiamo qui per un brevissimo intervento, così poi lasciamo anche la possibilità al personale di andare a pranzare.
e ci tengo a premettere che sono colleghi con i quali condividiamo queste battaglie e anche altre ovviamente che riguardano appunto le persone più fragili e la necessità di una tutela, insomma, per ogni aspetto che li riguardi, quindi ci tenevo particolarmente alla loro presenza. Prego. Grazie Erika, sarò brevissima. Grazie a tutti voi per la presenza e per esserci soprattutto in questa battaglia. Ieri mi chiama una signora dicendo: ho una mamma, non ce la facciamo più sostenerla a casa. Dovremmo fare richieste ovviamente di inserimento, non abbiamo la disponibilità economica perché fondi non ne abbiamo. Questo è un discorso che sentiamo molto spesso. A casa abbiamo circa 300.000 anziani non sufficienti, è il più grande ospedale del Veneto. Nelle case di riposo, come si diceva prima, ne abbiamo tanti all'interno, ma la riforma non la fanno perché comunque servono risorse che la regione deve assolutamente mettere e investire. Noi dobbiamo adeguare queste strutture. Sono dei piccoli ospedali e si parla di sanitario sociale. Non dovremmo nemmeno probabilmente discuterne più di tanto, perché sono dei piccoli ospedali. Pluripatologie, cronicità varie, eccetera. Anziani, l'età media in Veneto è circa 83 anni di accesso. Quindi la Regione due cose dovrebbe fare, a nostro parere, e le battaglie che stiamo facendo sono queste: investire più somme, e su questo non abbiamo alcun dubbio perché servono anche le risorse, nello stesso tempo programmare una diversa normativa. Con la riforma delle IPAB, un altro dato che ci arriva, fatto all'interno della Regione Veneto, di alcune case di riposo, anche nel Veronese, il 20% muore senza cure palliative. Noi dobbiamo tener conto anche di questo. Non abbiamo le stanze per loro. Muoiono all'interno di stanze condivise con altri e pensate cosa succede a questi ospiti. Quindi ecco, la riforma deve essere fatta, ma dobbiamo essere consapevoli che le cose devono essere fatte anche con delle risorse che la Regione deve assolutamente trovare, come diceva la nostra Presidente dell'Associazione Diana, anche togliendo d'altro. La priorità è questa. Grazie. Grazie Erika per l'invito a questa conferenza stampa, il lavoro che hai promosso oggi, e grazie a tutte le organizzazioni intervenute. Quello che oggi stiamo discutendo è un tema complicatissimo e su cui la Regione del Veneto non sta facendo quello che dovrebbe fare. Lo avete detto in tutti gli interventi, credo che si debba denunciare in maniera chiara, come è stato fatto, che non è possibile che per entrare in un RSA si debba pagare a tal punto da non poterci entrare. La situazione è gravissima, i dati riportati dal collega Liard come i dati portati dalle altre organizzazioni raccontano un accesso alle cure che viene blindato, un accesso alle cure in particolare per delle popolazioni che hanno delle fragilità. Allora la situazione è inaccettabile, dobbiamo dirlo chiaramente. Questa regione, nel modo di governare la sanità e in particolare il tema degli anziani e quindi delle persone che vanno verso la necessità di un bisogno di accudimento all'interno di strutture che dovrebbero essere delle strutture che permettono di fare questo lavoro in maniera sensata, non è garantito come dovrebbe essere in una regione, diciamo, come quella in cui viviamo. Allora, due cose. Il tema della riforma delle IPAB da cui Erika Baldin è partita. Non è possibile che siamo una delle uniche regioni in Italia, oltre alla Sicilia, a non averla ancora approvata, e aggiungerei, dipende però da quale riforma. Perché se è come abbiamo visto per quanto riguarda gli ATS, che solo dopo un nostro emendamento non sono stati trasformati in società di capitali come la maggioranza invece voleva, allora solo perché abbiamo bloccato la possibilità di privatizzare sostanzialmente il servizio pubblico anche all'interno dei servizi sociali, allora il tema non è solo arrivare ad una riforma, ma a quale riforma? Perché io non vorrei vedere una regione in cui la riforma della gestione dell'RSA fa sì che sia solo chi ha i soldi per permettersi di andare in una struttura a poter essere curato con dignità. La questione è chiara: si vuole lavorare per la sanità pubblica o non si vuole sostenere la sanità pubblica? Ormai siamo ad un bivio e crediamo di aver capito cosa la Regione del Veneto ha inteso fare in questi anni, non tutelarla, perché altrimenti oggi non saremmo qui. Grazie. A noi in consiglio capita spesso di avere molti cittadini che ci informano e ci chiedono, è un grido d'aiuto che arriva ai territori: fate qualcosa, perché
ci sono famiglie veramente che rischiano il collasso economico-finanziario, perché avere un ricoverato in una casa di riposo vuol dire un salasso incredibile. E ho visto dei dati che sono stati pubblicati recentemente. Treviso, tra l'altro, ma accade un po' dappertutto, ha avuto degli aumenti come rete medie che sono veramente insostenibili. Si parla anche di 900 euro, ma questo voi lo sapete, la media Veneto di 664 euro, quindi è importante parlarne, è importante agire. Io ringrazio la collega Baldin e tutti voi presenti che vi occupate nel territorio di queste tematiche, perché è un tema di estrema attualità, è un tema che potrebbe aggravarsi sempre di più, perché basta vedere qual è l'andamento demografico della nostra regione e pensare al boom degli anni 60, che sono tutte persone che nel giro di 10-20 anni avranno bisogno di questi servizi. Ha una riforma, appunto, lo diceva adesso la collega, mancata, ed effettivamente c'è da chiedersi se lo spirito di questa riforma è quello che ci arriva da Roma con l'emendamento di questa parlamentare. È veramente da preoccuparci, quindi bisogna fare massima attenzione, stare sul pezzo, e soprattutto bisognerebbe cercare di avere degli amministratori che non fanno gli errori che hanno fatto i nostri, perché se voi pensate alle lacrime e sangue del bilancio della Regione Veneto che ogni anno c'è a causa del buco della Pedemontana, vediamo come questi soldi, che potrebbero essere utilizzati per i cittadini, per il sociale, per l'ambiente e la sicurezza stradale, alla fine vanno nel buco di questo gravissimo errore causato dall'incapacità di sottoscrivere una convenzione. Grazie a tutti quanti. Credo che anche l'idea di fare una prossima conferenza stampa all'interno di una casa di riposo sia davvero ottima, che dà veramente risalto e rilievo alle persone che lì ci sono, che meritano la dovuta attenzione. Concludiamo, anche per dare la possibilità, come dicevo, ai dipendenti di fare la pausa, e vorrei concludere nel migliore dei modi, quindi una foto che ci raggruppi tutti come presenti a questa giornata.